Buongiorno Lorenzo, come stai? Professor Maggi, siamo ritornati nel nostro, come lo chiama lei, set cinematografico preferito. Con qualche chilo in più però, Cioè io sto smaltendo il post Natale, anche perché poi cresci di un etto, anzi cresci di un chilo e ci metti una... Fai una fatica tremenda a calare, non so te, ma tutti fai una fatica tremenda a calare e in un attimo si cresce di un chilo. Che sia, sa professor Maggi cosa dobbiamo fare? Guardare la carta d'identità, forse lì c'è il segreto, c'è la spiegazione. Adesso il metabolismo è un po' assonnato. Il metabolismo è un po' va risvegliato. Beh, sa, per calare bisogna solo fare una cosa. Non mangiare. Mangiare meno. Sì, posso dire che vogliono diete strane. Tutto quello che si vuole, ma basta mangiare meno. Sai cosa per me chi è stato il protagonista del fine 2023? No. L'Autovelox. Soprattutto com'è che li chiamano? Segamen, che volendo potrebbe avere anche una valenza ambigua. Molti lo chiamano anche Velox Man, forse è vero, perché Segamen. Però posso dirle, professor Maggi, lei le piace vincere facile, però in provincia di Rovigo ne hanno i quotidiani locali hanno contato 7 segamenti, quindi sai che ho visto su un quotidiano online più grande a livello nazionale, proprio dicevano la provincia che ha rinunciato agli autovelox, ai Velox. Beh, perché adesso li ha tagliati? Perché sì, io credo che i comuni dove li hanno tagliati, tutti i comuni dove li hanno tagliati non li hanno ancora messi su. Bosaro non l'ho ancora rimesso in funzione, Baruchella non l'ho ancora rimesso in funzione, i due il taglio di Como non l'ho ancora rimesso in funzione, e Corbola non l'ho ancora rimesso in funzione. Però sai cosa mi ha stupito a me? Sai che io sono uomo di social. Sì, totalmente. Che al 99% tutti hanno dato dell'eroe a chi ha tagliato gli autovelox. È perché qui posso usare anch'io il noi, perché siamo stati tutti colpiti, bastonati. Però se io fossi un sindaco, e glielo consiglio magari ai sindaci che conosco, non metteteli su e pubblicizzate il fatto che voi non li mettete su. È vero che ha bisogno di far soldi, di far cassa. Sa, professor Maggi, lei mi insegna che la pubblica amministrazione, senza andare a vessare aumentando l'IRPEF locale o aumentando la TOSAP o aumentando, a proposito, l'amministrazione provinciale mi pare abbia rimesso la TOSAP come tassa, perché alla fine sono tutte cifre piccole, perché almeno a me è capitato quelle pochissime volte, che però è capitato. Ma tu sei molto bravo, io vedo sei ligio, poi guardi stranamente come, a differenza di me, guardi la segnaletica verticale. E quindi sei molto attento, e io che sono un po' più distratto. Però la distrazione anche a me, per cui tu prendi la multa per 3, 5, 7, 9 km all'ora in più, che quindi la deterrenza di quelli che andavano forte riesce. Però sono, insomma. Ecco, però io consiglio ai sindaci che hanno tagliato, non metteteli su, anzi fate una bella campagna pubblicitaria, dite noi non li mettiamo su perché è giusto non vessare rinunceremo a questo perché. Il professor Maggi sta invitando i sindaci della provincia di Rovigo, perlomeno i 7 comuni, almeno i 7 dove è stato tagliato il verso, a non rimetterli su. Ma sicuramente se i sindaci ascolteranno il suo suggerimento passeranno per amici degli automobilisti. Però, professor Maggi, ma in questo modo è un modo per incentivare anche la disobbedienza sociale, ma insomma, professor Maggi, cosa che noi italiani non siamo portati. No. Gli italiani, le regole a noi italiani stanno qua. Chi era quel famoso comico che diceva Vianello? Noi no, noi no, proprio no. Quindi il suggerimento finale di questo inizio anno,
Non li mettete sui video autoverici. No, questo è un suggerimento che Sommaggi io... No, io dicevo ai sindaci, no? Non mica detto di tagliarli. No, mi raccomando, altrimenti... No, non tagliare. Però, insomma, se che ti frega. Se uno ogni due viene tolto, possiamo fare una... Vabbè. Ciao. Auguri, buon anno. Auguri, buon anno. Questo spettacolo è orribile. Ma ventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.